Lo scopo di questi laboratori territoriali è di far emergere quelle che sono le buone pratiche di integrazione sociosanitaria. Questo laboratorio di integrazione sociosanitaria proprio a Treviso, un momento che si pone come obiettivo quello di continuare a crescere e a costruire opportunità per le nostre comunità da un punto di vista socio e sanitario. Questo nuovo protagonismo dei comuni, ma insieme con le aziende sociosanitarie e in collaborazione con la Regione, credo sia una palestra molto importante in cui tutti devono essere protagonisti al positivo. In ambito sanitario c'è stata una forte accelerazione negli ultimi 2-3 anni con diversi decreti e una riorganizzazione della medicina territoriale. Emerge una grande sfida che i territori insieme devono portare avanti, naturalmente in quella che non è mai stata una divisione in questa regione tra sociale e sanitario. Oggi emerge in tutta la sua forza la volontà di mantenere questi due mondi a lungo separati in costante dialogo. Intanto lasciatemi ringraziare Federsanità, ANCI Veneto appunto per questa opportunità, insomma per questo giro che stanno facendo, raccogliendo un po' tutte le esperienze, insomma fotografando un po' le realtà territoriali e sociali. Sempre i confini tra questi tre settori sono molto labili e quindi solo una presa in carico totale, integrata, indifferenziata può effettivamente insomma permettere al cittadino, all'assistito, al paziente di avere una qualità di vita migliore.